Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Finalmente ci stiamo muovendo. Il Napoli sembrerebbe che nelle prossime ore, addirittura nella giornata di domani, il Napoli farà l'affondo per il difensore centrale. Finalmente ragazzi, ne abbiamo parlato questo pomeriggio alle 3 in live e vi ricordo che domani ci sarà l'ennesima live per parlare di calciomercato per tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Però mi raccomando, ti devi iscrivere al canale perché l'80% che guarda questi video non è iscritto al canale. Non ti costa nulla, quindi forza ragazzi, iscrivetevi al canale che è gratis. Ragazzi, come già detto, addirittura quest'oggi era stata riportata da tutti quanti la notizia che Murillo era vicinissimo al Napoli del Corinthians, un giovane ragazzo del Corinthians, che sarebbe vicinissimo al Napoli. Addirittura Murillo ha lasciato un'intervista a Global Esport. Voci sul Napoli, sì ho visto, me l'hanno detto i miei agenti. Ieri mia mamma mi ha mandato le foto dei giornali italiani, l'ho guardato e ho pensato, sono arrivato così lontano, il mio nome sta arrivando così lontano, ma sono un ragazzo molto tranquillo, resto concentrato sul Corinthians, sul mercato, mi aggiorneranno i miei agenti. Addirittura molti stanno dicendo che domani ci sarà un incontro per Murillo. Addirittura si parla già di un accordo, di trovare un accordo per portarlo subito alla corte di Rudy Garcia, ragazzi. Però poi dopo è uscita una notizia, ragazzi, di Gianluca Di Marzio. Addirittura Gianluca Di Marzio ci riporta un'altra notizia, perché Gianluca Di Marzio ci parla di Nathan, che anche lui è brasiliano, ragazzi, quindi da una parte ha smentito, semi smentito le voci di Murillo al Napoli, dall'altro lato però, ragazzi, c'è Gianluca Di Marzio che ha detto sì, non è fortissimo su Murillo, ma il Napoli in queste ore ha trovato un accordo, sta provando a trovare un accordo con Nathan del Red Bull Bragantino, squadra che milita in Serie A brasiliana. Ragazzi, gruppo Red Bull, quindi sappiamo i giocatori che prende il gruppo Red Bull sono giocatori forti. Anche qui lui dice Gianluca Di Marzio, per sostituire Kim può arrivare a sorpresa Nathan, club brasiliano contatti in corso. Il Napoli ha aperto le trattative per il brasiliano Nathan del Bragantino. I club stanno discutendo sulle condizioni dell'accordo. Addirittura Matteo Moretto ci dice il Napoli è vicino a trovare il nuovo difensore centrale Nathan Bernardo de Souza, difensore del del Red Bull, scusatemi, Bragantino, trattativa avanzata fra le parti. Quindi ragazzi si susseguono notizie di aggiornamenti per quanto riguarda il difensore centrale e questa è una cosa buona perché il Napoli finalmente si sta decidendo a muoversi sul mercato, visto che per ora non si è ancora mosso, ha solo riscattato i giocatori, però vai riscattato io. E comunque riscattate Simeone e Raspadori, amico mio, quindi qualche soldo l'hai spesi di Kim, no? E quindi ragazzi ci sono tante novità molto importanti perché un Murillo, da come ci fanno sapere i giornalisti brasiliani, è una promessa del calcio brasiliano. Questo Nathan, anche lui sembrerebbe essere un buon difensore, ragazzi. Bisognerà dargli tempo. Oggi si è parlato di Cop Miners, ragazzi, l'Atalanta lo valuta a 30 milioni e fa sapere la Gazzetta dello Sport è il sogno nel cassetto di Rudy Garcia. Ora, se questo sogno sia vero o no, ragazzi, dovremmo avere tempo e pazienza. La pazienza però in molti sta svanendo, anche sul gruppo Telegram, ragazzi, anzi se non siete iscritti al gruppo Telegram andatevi ad iscrivere al gruppo Telegram. In molti stanno dicendo sì, ma Cop Miners, se tu prendi Cop Miners a questo punto giocherà titolare o Zelinski rimarrà titolare? Ecco, ora c'è questa cosa, no, sui social, perché molti dicono se deve venire lui a 30 milioni deve giocare titolare e Zelinski si deve fare la panchina con l'adeguamento di contratto. Cop Miners è un buon centrocampista, ragazzi, può ricoprire anche il ruolo di Zelinski secondo me e staremo a vedere, staremo a vedere perché 30 milioni sono tanti 30 milioni, addirittura su Transfer, io ho detto ma voglio andare a vedere su Transfer Market a quanto è valutato e ragazzi fa sapere sono 30 milioni tondi che lo valuta l'Atalanta e su Transfer Market tanto vale 30 milioni, ragazzi, quindi
Napoli potrebbe trovare questo accordo con Cop Miners, scusatemi ragazzi, ma è un scioglilingua la Cop Miners, poi piano piano lo impareremo come Kvicha Kvaratskhelia, poi viene più facile perché ce l'abbiamo dall'anno scorso. Però ecco, il Napoli ora si inizia a muovere sul mercato, in modo concreto, quindi vai, come ha detto Gianluca Di Marzio, come dice Fabrizio Romano, come riportano ESPN Brasil, perché poi la notizia di Murillo vicino al Napoli l'ha riportata ESPN Brasil, quindi non un primo giornale a caso, quindi ESPN è una buonissima emittente, addirittura se non sbaglio ha i diritti anche per la Serie A, se non sbaglio, in Messico, non vorrei dire una stronzata, ma mi sa che c'è ESPN Messico che la fa vedere la Serie A. Però ecco, va bene così, se iniziamo a muoverci addirittura questa mattina, ora tralasciando il calciomercato, questa mattina addirittura si è parlato di un infortunio ai legamenti di Kvicha Kvaratskhelia, lo riporta il Mattino, attenzione perché si è rotto i legamenti del ginocchio, la botta gli hanno dato i legamenti di qua e di là. Io mi sono fatto due domande, no? E mi sono detto, fra me e me ignorantemente, perché io l'ho detto anche in live, faccio il pizzaiolo, non faccio né il dottore e né il preparatore atletico, io faccio le pizze e basta, faccio il pizzaiolo. E mi sono chiesto, ma se uno ha un legamento crociato rotto, è possibile che vada a fare terapia in palestra, ad alzare pesi in palestra? Io questa domanda me la sono fatta. E poi mi sono detto, ma se uno si spacca un legamento, ma questo nemmeno ce la fa camminare? E invece no, c'è. Quindi, come vi ho già detto, ci sono tante cose che i giornali diranno di qua, di là. Mo staremo a vedere se Nathan oppure, come si chiama quell'altro? Murillo del Corinthians verranno a Napoli, ragazzi. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Io aspetto sempre il 12 di agosto, caro Aurelio. Il 12 sotto la mano non ci piove, voglio vedere cosa vorresti fare. Il 12, secondo me, presenterai le nuove di Kvara e di Osimhen e di Zelinski molto probabilmente. Staremo a vedere, voglio. Però ecco, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste ultime ore che stanno uscendo nel Napoli, ragazzi. Seguiranno aggiornamenti in serata naturalmente, perché se escono nuovi aggiornamenti è giusto parlarne. Ora non so se andare in live questa sera, mo vediamo un pochino a che ora finisco di lavorare e tutto. Ragazzi, io comunque vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube che è gratis. In descrizione trovi anche il secondo canale, anche quello è gratis, quindi non vi costa nulla. E vi ricordo che siamo quasi ai 5k, quindi ragazzi iscriviti al canale, è semplice, per voi non costa nulla perché vi dovete solo premere iscriviti, a voi non costa nulla, però credetemi che per YouTube se fate iscriviti vale tantissimo, soprattutto per me vale tantissimo, però per YouTube, per l'algoritmo di YouTube vale veramente tanto. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video e seguiranno aggiornamenti a questo punto sul nuovo difensore del Napoli e domani ne parleremo in live. Sempre comunque Forza Napoli da vostro Neapolis 1926. Ciao